Il 25 aprile è da sempre storicamente la festa di San Marco, è il giorno di San Marco e oggi come persone libere pacificamente stiamo festeggiando il nostro santo protettore, San Marco. Nessuna convocazione ufficiale, nessuna richiesta di autorizzazione alla questura. Questa, spiegano gli indipendentisti, non è una manifestazione, questa è la festa del popolo di San Marco. È una sorta di aggregazione spontanea fatta in onore di San Marco. Questo succede quando non esiste da parte di un'amministrazione che dovrebbe averlo come dovere organizzare un evento per commemorarlo e per ricordarlo, e quindi succede che spontaneamente chi si sente appartenente a questo riconoscimento, a questo grande e enorme simbolo, lo fa. Perché la libertà è la cosa più bella di questo mondo. Chi non salta è italiano, gridano ai loro di essere italiani, non ne vogliono sapere. Il 25 aprile la loro sola bandiera è uno sventolante leone con le ali e la liberazione la stanno ancora aspettando. Veneto! Libero! Veneto! Libero! Veneto! Libero! Veneto! Libero! Parte per Indipendenza! Indipendenza! Un tricolore sul cappello, Goldon! È uno spregio avere due sbrindoli qua attaccati senza la bandiera di Venezia, che sta la Repubblica di Venezia che l'ha costruita. Venezia è anche il Palazzo Ducale e non l'Europa e neanche l'Italia. Cerchiamo di essere uniti alla nostra cultura, alle nostre tradizioni. È a segno di tutte le divisioni che ci sono fino ad oggi. Questa è la maturità che ha raggiunto oggi il popolo veneto, che vuole la sua indipendenza, la sua autodeterminazione. Perché l'Italia ormai è fallita, dobbiamo volere il meglio per la nostra regione. Veneto Nazione, rivoluzione! Veneto Nazione, rivoluzione! I bambini delle scuole cantano all'unisono la canzone insegnata loro dall'austero professore, i tricolori sventolano al loro posto, le autorità recitano i discorsi di rito, ma in una piazza Ferretto assai meno affollata del solito ad ascoltarli sono rimasti in pochi. La maggior parte dei mestrini preferisce le vetrine luccicanti dei negozi aperti nonostante la festività. Ma io, se devo essere sincero, ho visto una piazza piena pur avendo anticipato di un'ora tutta la manifestazione. Bel vedere il fatto che ci sia una mescolanza generazionale e che quindi, come era nell'ottica anche delle scelte che abbiamo fatto in questi ultimi 2 anni, questa giornata non sia un puro rito istituzionale, ma provi a recuperare il senso originario, che è quella della festa di un popolo che ritrova la libertà. A un angolo della piazza, piuttosto distante dal palco, il segretario provinciale del PD, Michele Mognato, sfoggia una spilla dell'Ampi e invita a non perdere la speranza nella giornata cruciale in cui il nuovo governo di larga intesa dovrebbe finalmente vedere la luce. In queste settimane non abbiamo assolto fino in fondo il nostro ruolo come parlamentari, dobbiamo chiedere scusa agli italiani per quello che è successo, ma dobbiamo anche sapere che adesso bisogna affrontare i temi reali del Paese e quindi dare un governo a questo Paese. È evidente che c'è malessere da parte dell'elettorato centro-sinistra, ma degli italiani. Un malessere riconosciuto anche dalla presidente dei partigiani, che osserva malinconicamente il procedere del rito tra l'indifferenza generale. Davvero c'è un disagio totale nei confronti delle istituzioni e dei partiti. Lei pensa che queste occasioni, così per come sono organizzate, siano un buon modo di andare contro questo disagio o forse magari lo aumentano in qualche caso? Credo che la partecipazione sia l'unico sistema per andare contro il disagio, perché solitamente se si è in 2 ci si demoralizza, se si è in tanti ci si entusiasma. Una crisi che sembra senza via di uscita.